Conferenza dei sindaci dell'ASL 4, si parte anche con la piastra ambulatoriale a Santa Margherita Ligure. Sì, lo ha comunicato stamattina il direttore generale, dottor Petralia, con il quale abbiamo avuto in questi ultimi giorni una intensificazione delle attività operative per poter utilizzare per la prima volta la nuova piastra ambulatoriale di Santa Margherita Ligure, che in questo weekend verrà completato l'allestimento e da lunedì sarà la sede delle vaccinazioni sul nostro territorio. Quindi una grande soddisfazione sia per l'accelerazione tempistica che per il fatto di aver fornito un servizio ai nostri cittadini importante in una struttura costruita appositamente, quindi con tutti gli standard qualitativi necessari, appositamente per essere piastra ambulatoriale. In queste ore in città comunque c'è preoccupazione per un piccolo focolaio che si è venuto a creare all'interno di un istituto scolastico. Che situazione abbiamo? Ma allora, tanto l'ASL a Santa Margherita, come in tutto il resto del Tigullio, sta effettuando una serie di screening negli istituti scolastici per monitorare la situazione degli studenti. A Santa Margherita lo screening effettuato ieri ha individuato 3 casi positivi, in realtà ne esistevano già altri, quindi siamo a un totale di 11-12, uno è ancora in fase di accertamento. Questo ha comportato di mettere tra isolamento preventivo e quarantena 4 classi, come dire, in questa fase di sospensione. Siamo dentro una pandemia, quindi sappiamo benissimo che è una situazione che oramai dura da tempo, con alti e bassi, che tutte le autorità sanitarie, come l'ASL, scolastiche, come la scuola nella sua autonomia e la pubblica amministrazione, per dare sempre sostegno agli altri enti pubblici, cercano di tenere monitorata per garantire anche la sicurezza del territorio. Credo che la serenità dei cittadini possa risiedere nel fatto di sapere che, ad esempio in questo caso, ASL, scuola e comune sempre lavorano in sinergia per cercare di garantire le condizioni di sicurezza. È importante però che ci sia anche un clima di serenità tra le persone, in questo caso ad esempio le famiglie, tra i ragazzi, perché siamo in un mondo umano, quindi evidentemente non ci sono dei dati assoluti e certi, ma c'è la buona volontà di fare il possibile perché si possa mantenere una situazione di sostenibilità.